Padova cambia, almeno in centro storico. Ecco come diventerà l'ex caserma Piave di Riviera Paleocapa, secondo il progetto vincitore, redatto dallo studio STEAM di Padova in associazione con i colleghi del David Chipperfield di Milano. L'ex antico sito ecclesiastico, poi caserma e anche comando Regione Militare Nord, cambierà di nuovo inquilini. Come già detto, sarà un campus universitario con un giro di circa 6.000 persone tra studenti e docenti. Svelato il progetto edilizio da 50 milioni di euro, vincitore del concorso indetto dal Bo. Quasi tutti gli edifici attuali saranno mantenuti perché in gran parte vincolati. Al centro una costruzione moderna che ricorda da subito nella forma l'isola Memmia di Prato della Valle. E poi tanto verde. Questo è un luogo vivo dove ci saranno migliaia di studenti, quindi c'è un pezzo di città che sono gli studenti e i professori, ma tutta la città frequenterà questo campus perché sarà un campus aperto, attraversabile e quindi la città si riappropria di uno spazio identitario della città stessa. Entro 9 mesi il progetto definitivo, poi le gare di appalto. Il campus Piave Futura ospiterà le facoltà di Scienze Sociali ed Economiche con 45 aule studio, 860 postazioni, un auditorium da 1200 posti, una biblioteca di circa 3000 metri quadrati, 285 tra studi, uffici e spazi di convivialità, magazzini, laboratori, ristorazione ed esercizi commerciali. È una parte che non veniva utilizzata dalla città, un buco nero, come ho detto prima, viene rivitalizzato il tutto e riconsegnato alla città. Ci sono altri buchi neri, una alla Plandina che è proprio casualmente vicino, un altro Castello di Carrasesi, un po' alla volta speriamo di sistemare tutto quanto.